l'amministrazione di Capellamaggiore ha creduto in questo progetto che è seguito moltissimo dall'assessore Flavio Cillo. Ha come obiettivo essenzialmente quello di favorire la distribuzione, diciamo, dal produttore al consumatore, di valorizzare i prodotti della zona e dare un prodotto di qualità ai nostri cittadini. Diciamo, questi sono gli obiettivi fondamentali del progetto e in questo senso ci siamo mossi ormai da 3-4 anni e adesso il mercato ha avuto uno sviluppo assolutamente interessante. Come vede, ci sono 20 espositori che portano i loro prodotti ogni settimana qui il sabato pomeriggio. Fare il miele a Capellamaggiore e nei dintorni di Cappella significa fare il miele in zone che conosco, dove conosco i proprietari dei terreni e so dove metto le mie api e poi lo vendo qui a delle persone del luogo che apprezzano molto questa cosa del fare il miele locale. Per fare il buon miele serve molta conoscenza, serve esperienza, serve occhio, serve lavorare bene e un pizzico di fortuna che di solito viene quando si sa fare, insomma. Ho iniziato ufficialmente nel 2019 dopo aver ereditato dal padre le arnie. Per un ragazzo giovane intanto iniziare un lavoro in agricoltura è impegnativo sia a livello economico ma soprattutto di tempo e di sacrifici riguardanti tanto la produzione e il cercare comunque di dare un prodotto il meno possibile trattato, quindi più naturale possibile e quindi dando un prodotto di qualità alle persone. I sacrifici sono spesso ripagati da persone che ti aiutano a presentare il tuo prodotto al pubblico e quindi ringraziamo anche il Comune di Cappella che ci ha permesso, grazie al mercato agricolo, di farci conoscere e di portare i nostri prodotti alle persone. Allora, il mercato di Capellamaggiore è nato 3 anni fa più o meno, grazie alla collaborazione col Comune di Capellamaggiore e grazie anche alla volontà dell'amministrazione affinché si potesse raccogliere l'esigenza anche dei produttori locali qua di Capellamaggiore. E oltre ai produttori locali di Capellamaggiore abbiamo inserito altri produttori della zona. Lo facciamo il sabato pomeriggio, inizialmente si inizia alle 2:30 tradizionalmente in inverno, piuttosto che alle 16 durante l'estate. Con questa iniziativa promuoviamo dei prodotti sani che vengono prodotti qua nella nostra comunità di Cappella, ma anche appunto in altri paesi, per dare un servizio ai nostri concittadini. E che sta avendo un buon risultato. La cooperativa Reizia, qui abbiamo anche l'Anna che è addetta alle vendite ed è molto brava nel comunicare questo prodotto, nel senso che la cooperativa Reizia è nata nel 2011, quest'anno fa 10 anni della sua attività e fa proprio un servizio di questo tipo qua, sia prima di tutto un servizio verso i soci della cooperativa perché sono produttori, hanno gli olivi a casa, producono le olive e le portano a mulinare a ottobre-novembre e quindi diamo questo servizio. E poi grazie ai produttori che lasciano l'olio alla cooperativa abbiamo la possibilità di vendere il nostro olio del territorio non significa che vada a Conegliano, Vittorio Veneto, Cappella, fino a toccare anche la parte regionale di Caneva, quindi verso il Friuli, e facciamo questo blend che noi lo promuoviamo ai nostri concittadini e ai nostri clienti. È assolutamente importante, è un segnale di vivacità che assolutamente serve, penso anche per il morale dei cittadini, per dare ottimismo e possibilità di credere nella vita che continua. Le difficoltà purtroppo le abbiamo passate, le stiamo passando, ma c'è lo spirito ottimistico di rinascere, di ricrescere e tornare a produrre.